Sulla pericolosità degli inceneritori, botta risposta tra docenti universitari e direttori scientifici, con in mezzo la bruciante accusa di ciarlatani. Stefano Montanari di Nanodiagnostic replica ai professori dell'Università Friulana. Ci sono 11 studi scientifici in Italia che dimostrano la pericolosità per la salute degli inceneritori e gli impianti di ultima generazione sono più dannosi dei vecchi perché producono particelle piccolissime e ancora più aggressive. Così Stefano Montanari, ricercatore noto per i suoi studi sulle nanoparticelle, direttore scientifico del laboratorio Nanodiagnostic, risponde ai docenti dell'Università di Udine che ritengono invece sicuri gli inceneritori di moderna concezione. Come riferito nel TG di ieri, all'accusa di essere un ciarlatano, Montanari risponde rispolverando il proprio curriculum. Da tempo lei sostiene l'evidenza scientifica dei rischi per la salute legati agli inceneritori. Ci sono dunque studi ufficiali che supportano tale tesi? Sì, ce ne sono parecchie decine, in Italia ce ne sono 11, addirittura riportate da una diapositiva dell'Istituto Superiore di Sanità. Lei parla di evidenze inconfutabili, eppure le confutazioni vengono fatte. Abbiamo sentito due docenti dell'Università di Udine, Nardini e Massarutto, i quali ritengono che rifiuti zero sia un obiettivo utopistico e che la gestione dei rifiuti, almeno per la parte non riciclabile, non possa prescindere dagli inceneritori. Cosa risponde? Che hanno pienamente ragione, rifiuti zero, noi uomini non riusciremo mai ad arrivare a questo obiettivo. Il fatto è che questi due signori non sono probabilmente degli esperti di politica del rifiuto, quindi non sanno quali sono le tecniche per diminuire la quantità di rifiuti, soprattutto per mettere in commercio materiali, oggetti che sono amici della natura. Gli inceneritori, quelli di moderna generazione, sono sicuri? Sono un po' peggio di quelli di vecchia generazione per un motivo molto semplice, perché adoperano delle temperature più elevate di quelle vecchie, quindi fanno meno diossine ma producono delle particelle molto più fini, molto più piccole e sono delle particelle che sono eterne, quindi sono molto più aggressive delle vecchie diossine. Sugli inceneritori raramente c'è un confronto pacato tra posizioni diverse, molto più spesso c'è una contrapposizione netta anche dai toni molto accesi. Perché secondo lei? Perché ci sono degli interessi miliardari in euro, quindi si compra un po' tutto, si comprano anche le opinioni. Nel servizio che abbiamo mandato in onda nel telegiornale di ieri, il professor Massarutto definisce lei e Paul Connet protagonisti del documentario Sporchi da morire, che sarà proposto domani a Udine, cialtroni screditati dalla comunità scientifica. Come replica? Primo dovrebbe sapere che mia moglie è molto più brava di me, abbiamo scoperto le nanopatologie ormai 15-16 anni fa, abbiamo ideato e diretto 2 progetti europei, sotto di noi abbiamo avuto università come quella di Cambridge, i nostri studi sono usati normalmente dalla comunità europea, dalla NATO, dalla FAO, dal Ministero della Difesa, dalla Procura della Repubblica, lavoriamo col Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, abbiamo fatto delle audizioni alla Camera dei Lord a Londra, abbiamo scritto un libro che si chiama Nanopathology che è in tutte le biblioteche delle più grandi università. Il nostro laboratorio è classificato fra i primi 100 dalla comunità europea fra tutti i laboratori di ricerca dei 27 paesi comunitari. Poi io vorrei sapere un economista e un ingegnere di salute che cosa potranno mai sapere. Se si è del mestiere ci si confronta, ma ci si confronta con dei dati propri, non con dei dati altrui. Il mio consiglio è che ognuno faccia il mestiere suo.